Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci nel nostro consueto spazio di approfondimento dell'OSPCGL. Questa volta parliamo di sanità, dell'importanza delle cure primarie e di altri elementi significativi. Lo facciamo con i nostri esperti del sindacato, quindi ben ritrovata Ivana Fogo, grazie di essere qui con noi, del Dipartimento Sociosanitario dell'OSPCGL del Veneto, accompagnata da Gino Ferraresso, sempre del Dipartimento. Ben arrivato anche a lei, segretario. Buongiorno. Allora, sempre vi dovete cimentare in questo arduo compito di spiegare ai nostri telespettatori come stanno andando le cose. Allora, per vedere un po' il tema, il titolo, vediamo in onda la prima slide e do la parola subito a Gino Ferraresso e chiedo, innanzitutto banalità, ma quali sono le cure primarie? Le cure primarie sono tutte quelle attività sanitarie che in genere si fanno nel territorio e che danno risposta ai problemi sanitari della popolazione. I punti di riferimento nelle cure primarie ovviamente sono i medici in medicina generale, che sono il punto di riferimento per il territorio. Quindi sono quelle cure necessarie per le persone che fanno capo per medici di medicina generale sostanzialmente, in prima istanza. Ci stanno anche i pediatri di libera scelta e ci stanno anche i medici di continuità assistenziale, che sono le guardie mediche per capirci. Diciamo, questi sono i punti di riferimento per le cure primarie. Noi nel Veneto, come in altre regioni, abbiamo un problema grandissimo che tutti toccano con mano ormai, che è questo della cronicità. Infatti. Nel senso che noi abbiamo un numero molto consistente, se vediamo insomma la slide, 34% della popolazione veneta sostanzialmente ha almeno una malattia cronica. Malattia cronica cosa vuol dire? Per esempio il diabete. Ah, ecco. Che ha delle conseguenze anche di non poco conto. Quindi è una malattia che non si può, come dire, curare, rallentare il decorso, che però insomma è complicato tornare indietro, ecco, mettiamola così. Quindi abbiamo un 34% della popolazione che ha una malattia cronica, la maggioranza ovviamente sono persone anziane, ma non solo, perché il diabete non ce l'hanno solamente le persone anziane, e quindi la malattia cronica va seguita specialmente nel territorio, poi anche nei servizi ospedalieri, per quello nell'attimo in cui diventa una malattia acuta. L'importanza del medico in medicina generale si fa sentire in questi giorni, in questi mesi, anche nel Veneto e un po' in tutte le province, con la carenza che c'è di medici in medicina generale. Una carenza che è dovuta sostanzialmente a una mancata programmazione, perché per diventare medico in medicina generale, dopo la laurea in medicina si deve fare altri 3 anni, diciamo, di specializzazione, che poi ti danno la possibilità appunto di fare il medico in medicina generale. Mancata programmazione perché questi 3 anni sono finanziati con delle borse di studio. Quindi a livello nazionale vengono stabiliti ogni anno dei numeri, una quantità X di borse di studio, regione per regione, da presentare come borse di studio. Il problema dove sta? È che in particolare nel Veneto, noi siamo una di quelle poche regioni che negli ultimi anni ha sollecitato a livello nazionale un numero basso di borse di studio. Questa cosa però, che sarebbero mancati i medici in medicina generale, la conosciamo da anni. Ci sono fiori di ricerche in questo campo. Infatti adesso vediamo appunto la slide a questo proposito, così ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Fabbisogno di medici di base in Veneto. Sì. Assistiti sono 4.293.600, no, la slide, anche la precedente che semplifica ancora di più la cosa. Comunque 4.293.687 sono gli assistiti, il fabbisogno è di 3.303
figure di medici di base e il rapporto ottimale sarebbe un medico di base ogni 1000 assistiti con una variabilità del 30%. Insomma, se guardiamo la slide anche subito quella dopo che si abbiamo messo in capisce onda ancora prima, meglio esatto, la situazione nel Veneto e anche nelle varie province. Allarme giallo. Allora, fondamentalmente il fabbisogno appunto è dettato da questa cifra dei 1500 massimo 1500 medici, 1500 assistiti per medico di base. Come abbiamo visto dalla slide, verrebbe fuori che nel Veneto abbiamo bisogno, per la popolazione che c'è nel Veneto assistita dai medici di base, avremo bisogno di 3.300 medici di base. In realtà oggi ne abbiamo 2.826, quindi abbiamo una differenza di circa 500 medici di base che ci mancano rispetto a quel fabbisogno di cui avremo bisogno. E ci sono dei picchi in certe aree, perché vedo la Marca Trevigiana 493, 522 quella Euganea, quindi 548 la Scaligera. Cioè a Padova è uno dei territori dove mancano, secondo questo fabbisogno teorico, dove mancano più medici di medicina generale. Ma vuol dire che ci sono dei pazienti che sono scoperti? Vuol dire che può succedere che alcuni pazienti per un periodo di tempo sono scoperti dal medico di medicina generale e questo sta succedendo sempre di più nell'arco del tempo. La Regione Veneto è intervenuta aumentando il massimale, quindi arrivando addirittura chiedendo ai medici di medicina generale che ci sono di arrivare a 1800 utenti, cittadini. Pochi dei medici, giustamente a mio parere, hanno detto di sì, nel senso che già è complicato seguire 1000. Allora, l'obiettivo ottimale sarebbe un medico ogni 1000 cittadini. Se si arriva a 1800 vuol dire che non riesci più a seguire. Insomma, non fai più niente, non riesci a fare quella medicina primaria che abbiamo detto all'inizio, non riesco a curare, a fare prevenzione nel territorio con un medico di medicina generale. Assolutamente. E quindi c'è questa difficoltà, questa emergenza che però noi abbiamo in particolare nel Veneto, come dicevo prima, poi magari Ivana farà anche il punto della situazione meglio sulla questione che riguarda anche il territorio padovano. Vediamo qua appunto delle zone carenti, proprio per far concretamente, come diceva lei, fare un po' il punto, dopo entreremo nell'area dell'USL 6 per esempio. Le zone maggiormente carenti sono andate peraltro crescendo, perché qua vediamo Dolomiti per esempio, 21, si è passati al doppio, a 42. Esatto. Per zone carenti si intende, allora un medico di medicina generale potrebbe seguire più comuni, quindi c'è una classificazione per quanto riguarda la collocazione dei medici di medicina generale in zone. Qua si vede chiaramente che prima abbiamo visto quanti medici mancherebbero rispetto al fabbisogno, qua vediamo concretamente rispetto alle zone individuate che nell'arco di 3 anni, 4, sono diminuite in maniera che le zone carenti sono raddoppiate, più che raddoppiate, quasi tutte. Sempre c'è la zona scaligera che presenta delle criticità abbastanza rilevanti, ma anche quella euganea esatto. non è subito a ruota, e poi vedremo anche la lente di ingrandimento su questo territorio. Vediamo la slide successiva, perché ci fa capire anche delle stime di proiezione da qua al 2028. Avremo 1283 medici di base in meno, perché 1878 sono quelli in uscita, in pensione, cioè bene o male dovranno andare in pensione.
e in entrata invece solo 5,95, sono pochi. Importarli da altre realtà, fare un'importazione di queste figure o anche incentivare, che ne so io, dall'estero? È molto complicato rispetto alla parificazione dei titoli di studio, prima questione. Il vero tema è che noi potremmo averne a disposizione comunque di medici in medicina generale. Pensiamo che abbiamo tutta una quantità di medici in medicina generale, medici formati con i 6 anni, che sono i medici che sono in continuità assistenziale. Non hanno fatto i 3 anni, però fanno le guardie mediche. Per esempio queste persone hanno già un'esperienza, ripeto, la Regione Veneto è intervenuta aumentando il massimale, dall'altra parte dicendo, beh, chi fa i corsi di specializzazione di medicina generale, cioè le borse di studio, il primo anno noi gli diamo 1000, possiamo dargli 1000 utenti, cittadini, e chi fa il secondo anno 1200. Infatti c'è la slide a questo riguardo, così la vediamo di cosa stiamo parlando, prego. Sì. Che potrebbe essere un'idea o no? Valida o no? Eccolo qua. Rispetto all'emergenza sì. All'emergenza però. Però questa è un'emergenza che teniamo conto che però questi vuol dire mettere, come dire, in frontiera persone che non hanno esperienza, che devono farsi l'esperienza sul campo. Quindi, come dire, abbiamo persone giovani che da un giorno all'altro devono diventare, tra virgolette, medici di base in tutta la loro complessità, insomma, rispondere un po' a tutte le esigenze. Questa è una soluzione che può essere una soluzione, se si vuole, tampone, ma molto tampone. In realtà bisogna pensare al futuro già oggi, perché, come abbiamo visto nei numeri, abbiamo un certo numero importante di medici di medicina generale che andranno in pensione, e con le borse di studio che finora sono state programmate non riusciamo a far fronte, e quindi o aumentiamo quelle borse di studio in maniera molto veloce, perché per fare un medico in medicina generale ricordo che ci vogliono 3 anni, una borsa di studio, oppure noi ci troveremo sempre peggio andando avanti nel tempo. Però vediamo qua il PNRR, che facciamo così, andiamo in pubblicità, così dopo lo commentiamo con calma insieme e vediamo se anche sono arrivati dei messaggi, tra pochissimo. Ok.